Il preludio è di un poeta. Un paese di temporali e primule. Perché il poeta, l'immenso Pierpaolo Pasolini in questo caso, è tale anche quando scrive in prosa. Mette in fila 6 parole, 2 sostantivi, un articolo, una preposizione, una congiunzione e crea un affresco. Parole che profumano e che trascinano i tuoi sensi dentro un mondo di stradine bianche che si perdono nella campagna. Annusi i prati, il fieno che asciuga il sole, la ghiaia bagnata dalle prime gocce di un temporale estivo. Pasolini parla di quel Friuli arcaico ed arcadico, che si distende lungo la sponda destra del tagliamento. È il Friuli che ruota attorno a Casarsa, la terra di sua madre, ma anche la madre terra. Ha un odore di terra romanza, di aria marginale. Una terra che vive nascosta, appartata. E forse è proprio per questo, per questa sua riluttanza ad ogni forma di omologazione, ha mantenuto un'identità così forte. È il Friuli occidentale, quella fettina di mondo compresa tra i fiumi Livenza e Tagliamento, e la parte meno conosciuta di questa regione misconosciuta. Difficile raccontare della propria terra e chiudere il discorso in pochi minuti. Pasolini ci è riuscito in 6 parole, ma stiamo parlando di un genio. Qui cercheremo di farlo raccontando di 7 luoghi. Partiamo dalla fine, ossia da Pordenone, perché Pordenone è la fine del Friuli, che da qui in avanti si dissolve nel Veneto. Come Venere, Pordenone nasce dalle acque. La città sorse nell'alto medioevo su un'altura isolata, circondata da polle di acqua sorgiva, da rivoli e rogge. Ai suoi piedi c'è il fiume al quale deve il suo nome e la sua fortuna, il Naone, poi Noncello. Il nome moderno, Pordenone, viene dal latino Portus Naonis, il porto sul Naone. Come ogni porto è sempre stata, fin dalla notte dei tempi, un crocevia di viaggiatori e di mercanti, uno snodo fondamentale al terminale di un'antica via d'acqua che attraverso i fiumi Noncello, Meduna e Livenza univa l'entroterra friulano con Venezia, la più importante metropoli del tempo, e quindi con il mondo mediterraneo e levantino. Il centro storico della città, la nostra prima meraviglia, si è sviluppato in lunghezza sul dorso di quell'altura isolata, circondata ai 4 lati dall'acqua. Una lunga striscia di palazzi dalle facciate finemente affrescate, uno status symbol per le famiglie dell'epoca. Chiusa da una cinta muraria e attraversata da una strada principale che univa la Porta Furlana, di rimpetto al fiume, alla Porta Trevigiana o della Bossina, che era l'accesso per chi veniva via terra dai territori della Marca. Oggi le mura e le torri perimetrali sono state abbattute, ma il cuore storico della città è ancora ben visibile lungo l'attuale corso Vittorio Emanuele. La cosiddetta Contrada Maggiore ha preso forma tra il tardo Medioevo ed uno sfavillante Rinascimento, epoca solare durante la quale si distingue un giovane frescante, figlio di un capomastro lombardo. Una mezza teppa, insolente e attaccabrighe, ma dotato di un insolito talento. Si chiama Giovanni Antonio de Sacchis e passerà alla storia come il Pordenone, il più importante pittore rinascimentale friulano. Più tardi diventerà famoso perfino a Venezia, tanto da insidiare le star dell'epoca, in primis quel Tiziano Vecellio che, secondo la leggenda, lo avrebbe poi fatto avvelenare per toglierselo dai piedi. Un presunto autoritratto di Giovanni Antonio è visibile su una colonna del Duomo di San Marco. Vi si vede un giovanotto aitante con la barba e i capelli lunghi come un hippie, che sprizza genio e sfrontatezza guascona in eguale misura.
Le sue opere e quelle dei suoi allievi rappresentano per la città un patrimonio dal valore inestimabile. Alcune sono custodite nel Museo Civico di Palazzo Richieri, insieme a quelle dei pittori della cosiddetta Scuola Tolmezzina, suoi maestri, e di altri autori friulani. La maggior parte sono disseminate nel Duomo, nelle chiese e nelle piccole pievi di Pordenone e dei paesi circostanti, soprattutto lungo la riva destra del Tagliamento, dove andremo più tardi. Il Friuli che parla friulano comincia qualche chilometro più a est. A Cordenons, per esempio, antico borgo rurale che conserva ancora qualche gioiello di architettura spontanea ed una parlata di ceppo friulano. Uscendo dall'abitato ci si imbatte nella seconda meraviglia. Grava è il termine friul-veneto con cui genericamente si chiamano i greti sassosi dei nostri fiumi torrenti e alle volte anche le magre campagne circostanti. Non stupisce l'assonanza con l'inglese gravel e con il francese antico gravel, che significano entrambi ghiaia. Non stupisce perché tutti e tre derivano con grande probabilità dal proto-celtico graua, cioè ghiaia, ghiaino, terreno ghiaioso. I conoidi dei torrenti che solcano l'alta pianura del Friuli occidentale sicuramente esistevano già 1000 anni prima di Cristo, quando prima Veneti e poi Carni si insediarono nell'attuale Friuli. Ciclopiche colate di ghiaia e ciottoli, frutto dello sbriciolamento di montagne antichissime, i cui detriti alluvionali vennero sparsi dalle acque sulle terre a valle. Queste furono coperte da un materasso di ghiaia che rende il terreno permeabile e quindi magro e arido, fino ad una fatidica linea trasversale che sembra quasi tirata con il righello, la cosiddetta linea delle risorgive. Da qui in giù la colata di ciottoli si interrompe quasi di colpo. Ricominciano i terreni argillosi e l'acqua ritorna in superficie. I torrenti che sulla ghiaia appaiono e scompaiono a seconda delle stagioni e delle piogge. Da lì in poi diventano fiumi, anche navigabili. Tutti i nostri corsi d'acqua, dal Piave al Torre e oltre, hanno questo andamento con l'eccezione della Livenza, che è sempre navigabile fin quasi dalla sorgente. La Cellina e la Meduna sono due torrenti che scendono dalle valli omonime e che si innestano l'uno nell'altro, diventando un unico fiume quando incontrano l'argilla. Prima della confluenza, il paesaggio è fatto di distese biancheggianti, di ciottoli ed assolate brughiere. Siamo nella punta più occidentale delle grandi steppe dell'Eurasia. Questi territori sono chiamati con un altro termine locale, magredi. L'etimo è piuttosto intuitivo, sono terreni magri, poco adatti all'agricoltura, anche se custodiscono molti endemismi floreali, come alcune rare specie di orchidee. O come la crambe tatarica, l'erba dei tartari, le cui spore arrivarono in Friuli attorno all'anno 1000, portate dai cavalli degli invasori ungari. Ma soprattutto sono un meraviglioso collegamento con le montagne. Corridoi di autentico wilderness, dove alcune specie come la lepre, la starna, l'occhione, la volpe, il capriolo sono stanziali, mentre altre come il cervo ed ora anche il lupo fanno sovente capolino scendendo dai monti. La brughiera che inizia a nord di Cordenons e a est di San Quirino conduce dritta in Valcellina. Per superare lo sbarramento artificiale di Ravedis si imbocca a maniago libero l'antico sentiero di Forcella la Creus e si scollina a Bosplans, in comune di Andreis. Oppure si può passare sul letto del Meduna tenendosi sulla sinistra quella Mesopotamia che è il territorio tra i due alvei, dove c'è il paese di Vivaro, e risalendo lo stesso Meduna fino in Val Meduna, anche detta Tramontina. Risalire gli alvei dei nostri torrenti, le grave, ossia la parte ciottolosa, e i magredi, cioè la brughiera, è un'esperienza immersiva, nella quale sembrerà di trovarsi fuori dal mondo, pur rimanendo sempre ad appena un paio di chilometri dai centri abitati.
Quando i greti dei torrenti si dividono, noi pieghiamo verso est, imboccando quello del Meduna e avvicinandoci alla parte montagnosa del Friuli occidentale. Prima però ci fermiamo in un luogo che da fuori ha un aspetto molto sobrio, quasi anonimo, ma che nasconde un patrimonio di arte e di sapere che ha pochi eguali nel mondo: la scuola dei mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Chi ha avuto l'intuizione o la fortuna di spingersi oltre alla facciata dell'edificio principale, che ricorda la tipica scuola montessoriana o da libro cuore, e ha perso un paio d'ore a visitare i corridoi e le aule, è riuscito a calarsi in un mondo che è l'impasto perfetto di tante cose: arte, tradizioni, storia, imprenditoria. Una realtà poliedrica che si fa fatica ad incasellare in una sola definizione. È una scuola, lo dice il nome stesso, attiva dal 1922. Qui arrivano letteralmente da tutto il mondo per imparare l'antichissima arte del mosaico. L'opus musivum della tradizione romana, l'arte di decorare con scaglie e tessere lucenti le fontane e gli altri luoghi delle muse. Bisanzio gli diede poi nuova forza e attraverso Aquileia la diffuse in tutta quella terra che si affaccia sull'Alto Adriatico. In Friuli, l'opus musivum delle ville romane e delle basiliche bizantine trovò terreno fertile per prosperare, aiutato anche dalla natura. I torrenti che scendono dalle valli in questa parte di Friuli, il Cellina, il Meduna, il Colvera, il Cosa, il Tagliamento, quelle immense colate di ghiaia, erano e sono una miniera di materie prime che ispirano opere d'arte. Dalle lunghe passeggiate sui greti, molti secoli fa come oggi, si ritornava a casa con le tasche e le sacche piene di sassolini di tutti i colori. Per il nero, il bianco e il rosa si andava sul Tagliamento, per il giallo e il verde chiaro sul Meduna o sul Cellina. Si creavano così scatolette di colori che comprendevano tutte le gradazioni, i tasselli dei futuri mosaici. La materia prima era laggiù, in basso, sui torrenti, ed era gratis, te la forniva in abbondanza la natura. Una scuola, dicevamo, che però è allo stesso tempo una galleria didattica e museale. L'arte del mosaico è un endemismo di questa parte del Friuli, nata dalla convergenza di tanti fattori, ambientali ed umani, paragonabile all'arte del vetro veneziana, che continua, oltre che a rappresentare per la regione a livello artistico l'eccellenza delle eccellenze, ad alimentare un'economia florida e a creare opportunità di lavoro. Le montagne in questa parte di mondo hanno una caratteristica: si alzano all'improvviso come un muro di cinta, senza il compromesso di una fascia di colline, dal piano al monte in un attimo. L'anfiteatro delle Prealpi Carniche chiude l'orizzonte e le terre magre dell'alta pianura tramontana, trattenendo i vapori caldi che arrivano dal mare, distante meno di un centinaio di chilometri, creando una termica particolare che fa di luoghi come Valinis, in comune di Meduno, un paradiso per gli appassionati di deltaplano e parapendio di mezza Europa. Questa terra strana, fatta di cieli e paesaggi volubili, è composta nella sua parte montagnosa di un teorema pressoché infinito di valli, piccole o grandi, scavate da altrettanti fiumi o torrenti, piccoli o grandi, che in milioni di anni hanno spaccato e limato la roccia di montagne imponenti. Ognuna di queste valli è come fosse l'intercapedine di un'enorme casa abbandonata.
sono microcosmi isolati e nascosti, mondi paralleli, nicchie climatiche, storiche, linguistiche e culturali. Ci addentriamo nella nostra quarta meraviglia, le valli smeraldine, ossia la Val Tramontina e la Val d'Arzino. Il verde domina sovrano in queste valli piovose e umide, disegnate da acque e boschi, a volte spesso dalle brume. Creano ambienti unici che suscitano strane fascinazioni. Pozze, marmitte, dove l'acqua dei torrenti rilascia riflessi smeraldini o turchesi. Borghi disabitati, valli strette o canali, scavate dagli affluenti dei torrenti principali. Cascate che sgorgano da grotte, a cui piedi non ti stupiresti di vedere 2 o 3 agane, intente a giocare nell'acqua. Uno di questi luoghi è il Fontanon del Toff, spettacolare cascata, composta da 2 diversi salti che si aprono a raggiera nel mezzo di un bosco di faggi e conifere, su un versante ben esposto al sole. Il sentiero per arrivarci è un compendio di tutto quanto detto sopra. Ci sono le pozze nelle quali poter rinfrescarsi nella bella stagione. Ci sono vecchie case di roccia e sasso, muretti a secco lungo il cammino, a testimoniare quanto questi luoghi fossero abitati e vissuti fino all'epoca non così remota in cui si viveva coltivando la terra, tagliando il bosco e tenendo qualche animale. La Val Tramontina è disseminata di borgate e paesi fantasma, relitti di altre epoche, abbandonati in profonde valli o sepolti dalla vegetazione. Paesi come Palcoda, nato a partire dal 1600 e abitato fino al primo dopoguerra. Una comunità di una quarantina di case, con una chiesa e un campanile, un tempo florida e oggi silenziosa. Lì vicino nasce il torrente Chiarzò, che scorre verso il Meduna, come il Vielia, il Chiarchia, il Tarcenò, fili azzurri in questo oceano verde. È per fortuna che ogni tanto passa da queste parti uno straniero, che rimane letteralmente scioccato dalla bellezza di certe cose e di certi luoghi. Sì, perché noi evidentemente siamo talmente assuefatti al bello che ci circonda, da non prestargli nemmeno più attenzione. È il caso dell'inviato del famoso tabloide inglese The Guardian, che nel 2016 ha definito quel segmento dell'alto corso del torrente Meduna, fatto di anse e marmitte, The Emerald Pools, le piscine di smeraldo, poi tradotto in pozze smeraldine. Questo posto incredibile, misconosciuto fino a qualche anno fa, grazie a The Guardian e grazie al tam-tam della rete, gode oggi di una meritatissima fama mondiale. Immaginate 4 o 5 piscine olimpioniche, una di fila all'altra, le acque talmente pure e trasparenti da riflettere nelle soleggiate giornate estive i boschi circostanti, rilasciando dei riverberi di un verde così brillante da restare ipnotizzati. Bellissime in estate, con il sole e anche con la pioggia. Emozionanti, quasi liriche in autunno, quando solitamente non c'è nessuno. Cerdevol Curnila sul torrente Arzino, a San Francesco di Vito d'Asio, è a sua volta un'altra località eletta tra i 10 luoghi di balneazione selvaggi più belli d'Europa. È il paradiso dei tuffatori, che approfittando delle sue pozze profondissime e dei suoi trampolini naturali, possono cimentarsi in virtuosismi con diversi gradi di difficoltà. Il Silisia, affluente di destra del Meduna, fu sbarrato negli anni 60 del secolo scorso da un'imponente diga, creando il lago di Selva, un bacino artificiale che insieme a quelli di Redona e del Ciul ha drasticamente trasformato il paesaggio.
Dalle sue sponde affiorano ancora i ruderi di un passato che sembra remotissimo, anche se in realtà si è spento da appena qualche decennio. Lacerti di case che parlano di una civiltà antica, fatta di malgari e boscaioli, che si è perpetuata sempre uguale per secoli e che oggi è definitivamente scomparsa come le sue case di sasso in fondo al lago. La Val Silisia è una delle zone più wilderness dell'intero arco alpino. Risalendola si imbocca lo storico sentiero per Forcella Clautana, che attraverso tornanti ripidissimi conduce alla porta per un'altra dimensione, la Val Cellina. Simbolo delle Dolomiti friulane, teatro di imprese leggendarie, il campanile di Val Montanaia è stato il tormento e l'estasi dei pionieri dell'alpinismo moderno. Tutti i più grandi sono passati di qui, da quando si arrampicava con chiodi e corde di canapa fino ad oggi, nell'epoca del free climbing e dei materiali high-tech. È senza dubbio una delle più incredibili strutture delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, un obelisco ciclopico che si innalza altero con i suoi 250 metri di roccia strapiombante nel mezzo di uno spettacolare anfiteatro di guglie dolomitiche, gli spalti di Toro e i Monfalconi. Quel ballatoio che corre attorno alla cuspide lo avvicina al classico disegno di un campanile, come quello di San Marco a Venezia. Ma oltre che palestra di imprese sportive, il campanile è prima di tutto un dono della natura ed una musa che ispira emozioni e sentimenti spesso contrastanti. La pietrificazione dell'urlo di un dannato lo definì l'alpinista triestino Napoleone Cozzi, che invano tentò di conquistarlo all'alba del Novecento. Il monte più illogico della terra, disse di lui il pittore anglo-tedesco Theodor Compton. Per il filosofo della montagna Spiro dalla Porta Xidias era la mia solitudine in mezzo ai miei simili. Per altri questa magnifica allegoria di pietra ricorda un oratore che con la forza ed il carisma delle sue parole ha raccolto attorno a sé un capannello di persone adoranti. Il campanile, a dire il vero, non è solo, ma in buona compagnia. L'area montana che lo circonda è diventata un sito riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Non è famosa e frequentata come le Dolomiti Cortinesi, ma sta proprio qui il suo fascino. Rimane ai margini del turismo di massa e conserva ancora isole di autentico wilderness, amorevolmente protette dentro i confini del parco delle Dolomiti friulane. 100 anni fa, i pionieri che risalivano la Val Cimogliana per raggiungere il campanile di Montanaia avevano l'impressione di addentrarsi in un luogo remoto, selvaggio e inaccessibile. Il bello di questi luoghi è che anche oggi quel sapore non è svanito del tutto. Entrando in Valzemola ci si rende conto del perché il Friuli sia una terra incredibile. Questi paesaggi ancestrali, queste montagne immobili e potenti, questo mondo sospeso tra le nubi e il fischio dei camosci, sono solo 1000 metri più in alto delle nostre automobili, a sole 2 ore dal mondo contemporaneo, dai cantieri, dai camion che corrono sulla statale, dalla pompa di benzina, dall'antenna dei telefonini. Una contiguità così irreale da farti credere di aver varcato per sbaglio la soglia di una dimensione parallela. La valle da fine settembre alla metà di novembre si trasforma in un'immensa bomboniera, dove spiccano il rosso dei faggi, il giallo dei larici ed il verde delle altre conifere. All'orizzonte di ponente ci sono le vette delle Dolomiti più famose, l'Antelao, il Pelmo, il Civetta. Ma a levante c'è Sua Maestà, il Duranno. Per me la montagna più ipnotica. Dalla Valcellina spicca per il suo caratteristico profilo affilato, che ricorda il becco di un rapace, e dalla Valzemola alla stazza del classico massiccio dolomitico. Dalla sua spalla e dalla Forcella
partono avventurose vie alpinistiche, vero banco di prova e rituale iniziatico anche per i climbers di oggi. Alle 5 della sera, a novembre, l'ultima luce del giorno rischiara la sua roccia con colori che vanno dall'oro al rosa. Tu, di fronte a lui, magari solo per qualche istante, pensi di essere arrivato ai confini del mondo. La Val Zemola è una meraviglia in tutte le stagioni, ma in inverno sembra un luogo uscito dai libri di Tolkien. Grazie ai racconti di Mauro Corona è diventata un microcosmo quasi incantato nell'immaginario letterario. La piccola valle che prende il nome dal torrente omonimo, in passato chiamata anche la Valle Ertana, dal momento che per gli abitanti di quel paese era luogo di pascolo, di legnatico e di caccia. È un incredibile crogiuolo di bellezze naturalistiche, ma anche di storie e miti, arrivati fino a noi attraverso una secolare tradizione orale. Il rifugio Cava Buscada è l'accogliente ritrovo di questo mondo tra le vette e l'ultimo avamposto umano. Poi si sale sulla Palazza, un'immensa prateria verticale, e ci si ritrova soli in quei luoghi che sanno di remoto. Davanti a noi lo spettacolare anfiteatro dolomitico. Di fronte, sulla sinistra, c'è la parete liscia e strapiombante del Monte Borgà. Le due montagne sono divise da una stretta intercapedine, una gola nota come Vallon di Buscada. Qui si apre una gigantesca nicchia con una maestosa volta sorretta da una sola colonna, che sembra stata disegnata da un grande architetto del Rinascimento. In quella grotta bivaccarono generazioni e generazioni di cacciatori e anche mandrie immense di camosci. Volendo, per ripidi e pericolosi sentieri si può scendere il Vallon e risalire il Borgà fino ai Libri di San Daniele. Adagiati su un pianoro ad oltre 2000 metri, tra le cime del Monte Piave e del Borgà, spesso nascosti dalle nubi, sono una delle meraviglie delle Dolomiti friulane. Un teorema di lastroni di roccia, impilati uno sopra l'altro come colonne di libri. Come la disordinata libreria di un gigante, che frequenta la solitudine delle vette alla ricerca di pace e di ispirazione. I Libri di San Daniele sono un luogo magico, una sorta di Zabriskie Point delle nostre montagne. Un ambiente onirico, lunare, di difficile accesso per fortuna. L'itinerario consigliato è quello che parte dal rifugio di Cava Buscada imboccando il sentiero CAI 381. Lungo questa via, che sale prima tra boschi di faggi e poi tra ghiaie e pini mughi, si arriva a Forcella Borgà e al bellissimo e panoramico filo di cresta che passa poco sotto al Monte Sterpizza. Il panorama da qui è magnifico. È possibile nelle giornate più limpide spaziare a 360 gradi e vedere perfettamente tutte le montagne circostanti sino alle più alte cime austriache. Quindi procedendo verso ovest si arriva, tra nubi e prati d'alta quota, ai mitici Libri. Un tempo cava di pietra per i tetti delle case ertane e cassane, oggi meta sognata di escursionisti e di appassionati di fotografia paesaggistica. Il tagliamento è il Gange dei friulani e l'Aga, l'acqua per antonomasia, che nutre e feconda, ma che sa anche essere capricciosa e distruttiva, madre e matrigna. Il re dei fiumi alpini è un'acqua atipica che appare e scompare tra le ghiaie come un miraggio, che scorre impetuosa o placida a seconda delle stagioni. Per la gente di questa terra è una presenza eterna, familiare, solenne, che suscita affetto e deferenza, come il quadro di un antenato.
Le opere idrauliche e i prelievi d'acqua, le zone industriali sorte sulle sue sponde nell'ultimo secolo, lo hanno indebolito. Ma i suoi canali intrecciati per il momento continuano ancora a scorrere verso il mare, come una trama azzurra nel deserto bianco del suo immenso greto. Scende dalle montagne tagliando in due la regione nella sua parte pianeggiante, su una sponda Pordenone, sull'altra Udine, le due anime del Friuli storico. La riva destra del tagliamento è una sequenza ininterrotta di opere d'arte, castelli, borghi medievali, piccole pievi, affrescate dai maestri del Rinascimento, come da oscuri ma geniali pittori, collocate per lo più in corrispondenza degli antichi guadi. Meriterebbe maggiore attenzione, maggiore visibilità e promozione. Potrebbe diventare un brand turistico internazionale sull'esempio della Rive Gauche, la riva sinistra della Senna, a Parigi, uno dei luoghi più caratteristici e visitati della capitale francese. Risalendo la sponda da mezzogiorno, la prima perla di questa collana è Cordovado, piccolo borgo antico. Nato già in età romana proprio in prossimità di un guado su un ramo del fiume che oggi non esiste più. Chiuso tra le torri ed i fossati dell'antico fortilizio, il centro storico è un'oasi di pace, fatto di mura merlate, palazzi rinascimentali e parchi romantici. Continuando verso nord si arriva a Gleris, il luogo delle ghiaie, anch'esso anticamente posto in prossimità del Tilaventus Minor, ora scomparso. Sulla facciata di una piccola pieve campeggia un gigantesco San Cristoforo. Nei secoli scorsi il santo ausiliatore dei pellegrini e dei viandanti salutava e benediva i viaggiatori diretti verso il guado sul grande fiume. L'affresco è opera di una mano inconfondibile, quella di Pomponio Amalteo, un grande del Rinascimento friulano, genero e discepolo del maestro Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone. San Vito al Tagliamento fu la patria d'elezione dell'Amalteo, che qui ha lasciato autentici capolavori, come nella chiesa dei Battuti. Anche Valvasone si trova a 2 passi dal Tagliamento, nel cuore di un territorio che in età romana era ricoperto da una foresta immensa, la cosiddetta Silva Lupanica, temuta per le predazioni e gli assalti delle moltitudini di lupi che fuoriuscivano dalle sue oscurità. Lo stesso nome del borgo Voleson, in friulano, deriverebbe dalla matrice tedesca Wolf, lupo. L'immagine del predatore è presente anche nell'arme dei conti di Valvasone, come si vede nelle sale affrescate del loro antico castello, che domina, robusto e altero, l'antico borgo. Proseguendo verso settentrione e verso le montagne, incontriamo un altro gigantesco San Cristoforo. Siamo a San Martino al Tagliamento e la mano è quella giovanile del grande Giovanni Antonio de Sacchis. A Provesano, nella chiesa di San Leonardo, troviamo un'altra sorpresa. L'abside affrescata dal mentore del Pordenone, il capostipite della scuola tolmezzina Gianfrancesco del Zotto. Spilimbergo è la città del mosaico, ma è anche un centro storico che racchiude le testimonianze di un grande passato. Mentre le borgate di Tauriano, Barbeano, Gaio, Baseglia nascondono a loro volta tanti inaspettati tesori. Valeriano fu la palestra del giovane Pordenone, che qui ha lasciato il suo primo autoritratto. Pinzano, antico feudo della potentissima famiglia dei Savorgnan, è nato, come Ragogna che gli sta di fronte,
a difesa della stretta, il punto dove il tagliamento lascia le montagne e si distende in pianura. È un terrazzo naturale sul grande fiume e sulla sua riva destra. Anche qui l'arte del Pordenone e i ruderi di un antico castello. Il nostro viaggio si conclude qui, su questo belvedere sul tagliamento. Un'altra finestra affacciata sull'ennesima inattesa bellezza di questa terra tanto sottovalutata quanto meravigliosa, rustica, gentile, appartata, che non crea aspettative ma solo felici sorprese.